buongiorno ai titoli. A caccia dell'altra parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, non solo il 10% del narcotraffico e investimenti in Europa, ma anche criptovalute e lingotti d'oro. L'allarme dei magistrati, la mafia si vuole riorganizzare. A Catania si torna a sparare. La scorsa notte in via Palermo esplosi 4 colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dai residenti. Intanto intensificati i controlli della polizia nei quartieri San Merillo e San Cristoforo. A Caltanissetta rifiuti interrati illegalmente per evitare controlli. La direzione distrettuale antimafia ha scoperchiato le irregolarità nella gestione della discarica Team Pazzo, 52 indagati. A Palermo più presidi e più telecamere dopo gli episodi violenti a Sferracavallo in via Lumia. I titolari dei pub, nessuna chiusura anticipata dei locali. Alla scoperta degli orti della Susanna, un grande polmone verde al centro di Catania che racchiude Sciara, natura e memoria. Il sito deve essere protetto come chiede un comitato di cittadini. C'è un fenomeno social con la nuova influencer del quartiere di Catania, Chantal, caricatura perfetta della società su TikTok. In realtà è un esperimento di satira digitale realizzata da un siciliano con l'intelligenza artificiale. Calcio in casa Catania dopo l'eliminazione dai play-off, sono giornate di riflessione. Il patron Pelligra è rimasto in città per gettare le basi della nuova stagione. Eccoci, benvenuti e dunque caccia al tesoro dell'altra parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, non solo il 10% che gli veniva riscosso dal narcotraffico e investimenti in Europa, ma ora si scopre che anche investiva in criptovalute e lingotti d'oro. E l'allarme viene anche dai magistrati perché dicono la mafia si vuole riorganizzare. Sentiamo il servizio di Laura Spanò. Ci sono anche le dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, Vincenzo Spezia della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e Giuseppe Bruno, imprenditore di bagheria detenuto in Brasile dal 2023, nell'inchiesta che ha portato all'arresto del narcotrafficante Giacomo Tamburello, ritenuto uomo di Matteo Messina Denaro nel business della droga, dell'ex moglie Maria Antonina Bruno e del loro figlio Luca, questi ultimi 2 fermati a Malaga. Tamburello era socio in affare del boss deceduto, a cui elargiva il 10% dei guadagni. L'inchiesta ha portato al sequestro di beni per 200 milioni di euro, ma si tratta solo di una parte dell'enorme patrimonio accumulato nella trentennale latitanza da Matteo Messina Denaro. Accertata dai finanzieri anche l'elevata conoscenza di Giacomo e Luca Tamburello su come investire in criptovalute, dove potrebbe essere nascosta l'altra parte del tesoro di Messina Denaro. Giacomo Tamburello, domiciliare a Campobello di Mazara, aveva dichiarato ai servizi sociali di vivere con i 1.000 euro della madre, ma in realtà gestiva con il figlio un patrimonio milionario. Una delle ultime operazioni della famiglia Tamburello è di pochi mesi fa: trasferire più di 12 kg di oro custoditi in una banca in Lussemburgo. Luca Tamburello ne parlava con Ludovico, un bancario del Principato di Monaco. La destinazione del metallo prezioso era il caveau di un istituto svizzero. L'oro e i contanti erano sempre in perenne movimento, messe al sicuro nei paradisi fiscali come le isole Cayman o investite in ville di lusso. Sembra un film, sembra, perché il giro di denaro è invece reale. E proprio in queste ore è in corso davanti al giudice per le indagini preliminari di Palermo l'interrogatorio di garanzia di Giacomo Tamburello. Lo sentivate nel servizio, l'ex commerciante di Campobello di Mazara, arrestato ieri con l'accusa di reimpiego di capitali illeciti proprio come socio di Matteo Messina Denaro e della sua famiglia dagli anni '80 nel traffico di droga. Tamburello, che ha già scontato diverse condanne per traffico appunto di stupefacenti, adesso è sentito appunto dai magistrati. E andiamo a Catania invece, dove ci sono stati ancora spari. Infatti ieri sera in via Palermo alcuni colpi di arma da fuoco, proprio i carabinieri sono stati allertati dagli stessi residenti. Sentiamo Desiree Ferlito. A Catania si spara ancora. Stavolta le pistolettate sono state esplose in via Palermo, nella zona vicina all'ospedale Garibaldinesima. A lanciare l'allarme intorno alle 22:30 i residenti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sull'asfalto sono stati recuperati e sequestrati 4 bossoli calibro 9.
Al momento non risultano feriti, ma gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un'intimidazione, di un regolamento di conti o dell'epilogo di una lite degenerata, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena o notato movimenti sospetti pochi minuti prima degli spari. Un nuovo episodio che si inserisce in una lunga scia di spari e violenza che attraversa diversi quartieri del capoluogo etneo e l'Interland. Nella notte tra il 19 e il 20 maggio a Lineri, frazione di Mister Bianco, 2 persone a bordo di scooter avrebbero aperto il fuoco, colpendo alcune auto parcheggiate. E ancora a San Giorgio, dove ad aprile sono stati esplosi 13 colpi contro una palazzina, in quello che gli investigatori non escludono possa essere stato un gesto intimidatorio. Tra gli episodi più gravi anche quello di Via della Concordia, nel cuore di San Cristoforo, dove una lite davanti a una barberia è degenerata in sparatoria. Un fatto che ha portato anche a un fermo. Un'escalation che preoccupa cittadini e forze dell'ordine. Gli investigatori continuano a lavorare scandagliando immagini di videosorveglianza, testimonianze e rilievi balistici per cercare di fermare una spirale di violenza che preoccupa. E proprio per fermare questa spirale di violenza, restiamo quindi a Catania, sono stati intensificati i controlli della polizia nei quartieri di San Berillo e San Cristoforo. Droga, furti, energia elettrica e strutture abusive. Appunto questi sono stati scoperti dalle forze dell'ordine. Ma sentiamo Eva Spampinato. Blitz della polizia nei quartieri più difficili di Catania, da San Berillo a San Cristoforo, controlli a tappeto contro droga, abusivismo e furti d'energia. A San Berillo gli agenti hanno sequestrato diverse dosi di stupefacenti nascoste tra i muri in pietra lavica delle viuzze del quartiere. In via Carro, nell'area dei cantieri edili, identificate 35 persone, molte straniere. Una è risultata irregolare sul territorio nazionale. Scattata anche una maxi operazione di bonifica e pulizia straordinaria con l'intervento degli operatori della Gema. I controlli si sono spostati poi a San Cristoforo, dove un pusher di 27 anni è stato arrestato. In casa aveva hashish, marijuana e cocaina. Decisivo il fiuto dei cani antidroga che ha permesso di scoprire il nascondiglio segreto. Nel mirino anche gli allacci abusivi. 3 famiglie avrebbero manomesso gli impianti elettrici per ottenere energia gratis, mentre in altri 2 casi sarebbero stati scoperti prelievi illeciti di acqua. Infine, in via della Concordia, rimosse 2 strutture abusive per la vendita di fiori, sequestrati 500 kg di ortofrutta senza tracciabilità e scoperta anche una sala giochi abusiva. Rifiuti interrati illegalmente per evitare controlli, pesatura e tracciabilità è il cuore dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta sulla gestione della discarica di Timpazzo nel Gelese, un'indagine che coinvolge 52 indagati. GR Italia. Secondo gli investigatori accadeva soprattutto durante fine settimana e nei giorni festivi, quando nella discarica c'era meno personale in servizio e i controlli erano più ridotti. I rifiuti venivano scaricati e poi seppelliti direttamente dentro fosse create nella collinetta di Timpazzo, bypassando così i passaggi previsti dalla legge. Un sistema che avrebbe consentito di evitare pesatura, registrazioni e tracciamento dei conferimenti, garantendo un vantaggio economico alla società Impianti SRR, che gestisce la discarica comprensoriale di Timpazzo e il servizio integrato dei rifiuti in diversi comuni al Nisseno. A documentare tutto sarebbero state le telecamere installate dai carabinieri del reparto territoriale di Gela e del nucleo operativo ecologico. Le immagini, insieme alle intercettazioni e gli accertamenti investigativi, sono confluiti in un'informativa di centinaia di pagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. L'accusa contestata è quella di traffico illecito di rifiuti. Secondo la procura, gli operai e i capicantieri avrebbero eseguito materialmente gli interramenti, seguendo indicazioni precise arrivate dai vertici della società e dai responsabili della gestione della discarica. Al centro dell'inchiesta c'è l'ingegnere Giovanna Picone, amministratore unico della Impianti SRR, per la quale la DDA ha chiesto una misura cautelare. Coinvolti anche Giuseppe Bellavia e Salvatore Parlatore, tecnici della società, oltre ai responsabili d'area Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. In totale sono 52 gli indagati. La vicenda ha avuto anche conseguenze istituzionali. La Picone infatti era consulente del presidente della regione Renato Schifani per la gestione del sistema rifiuti in Sicilia e dopo la notizia dell'indagine ha deciso di sospendersi dall'incarico. L'ingegnere si è comunque dichiarata serena e pronta a chiarire la propria posizione davanti al GIP, che nei prossimi giorni dovrà decidere sulle richieste di misure cautelari.
Scoperto in centro a Palermo un giro di case d'appuntamento. I carabinieri di Piazza Verdi hanno arrestato 3 palermitani, denunciato un cittadino colombiano per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione. Sequestrati 6 immobili e 120.000 euro. Restiamo a Palermo, maggiori controlli, più presidi, più telecamere sugli episodi di violenza. Gli ultimi appena, la linea della prefettura è quella di continuare ad aumentare appunto la sorveglianza nelle zone calde da Sferracavallo a via La Lumia. Nessuna chiusura anticipata comunque dei locali. Marco Gullà. Sferracavallo, Villa Grazia di Carini, via La Lumia. Gli ultimi episodi criminosi fanno ripiombare Palermo nella paura. Ieri proprio a Sferracavallo la seduta della Commissione regionale antimafia. Lo Stato è presente e contrasta Cosa Nostra, un paradigma per imprenditori, associazioni e antimafia. Mi pare che c'è la consapevolezza che bisogna reagire in maniera corale. Non possiamo lasciare soli coloro che subiscono un'intimidazione. Ed è questo il messaggio importante, nel senso di dire che la Sicilia non può essere indifferente. Dopo la sparatoria di via La Lumia invece è stata scongiurata la chiusura anticipata dei locali come possibile soluzione per arginare il fenomeno della malamovida. Dopo alcuni incontri in prefettura saranno aumentate le telecamere di videosorveglianza e i presidi delle forze dell'ordine anche nelle zone limitrofe. Si è passati dalla preventivata chiusura anticipata e devo dire che qui le forze dell'ordine e l'amministrazione hanno subito compreso quelle che erano le nostre richieste ad una serie di misure aggiuntive ma comunque di grande impatto, come per esempio quella del divieto del consumo di alcolici sulle pubbliche vie e un impegno su una maggiore attenzione a quelle che sono le zone a vigilanza rafforzata. A Catania i carabinieri del NAS hanno scoperto e sequestrato in 2 distinti comuni del comprensorio del Calatino, Sud Simeto, 2 strutture sanitarie abusive che operavano in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. Si tratta di un finto centro medico sportivo e un centro di fisioterapia che in realtà offrivano numerose prestazioni sanitarie attraverso ambulatori interni, risultati assolutamente abusivi. Notte di fiamme a Licata, siamo in provincia di Agrigento per un incendio divampato davanti alla caserma dei carabinieri. In fiamme i tubi di plastica di una ditta al lavoro nella zona. Indaga la procura di Agrigento che non esclude alcuna pista. Davide Sardo. Paura ieri sera nel cuore di Licata. Un vasto incendio è divampato tra via Dalla Chiesa e Corso Argentina, proprio davanti alla caserma dei carabinieri e a pochi passi dal porto turistico Marina di Cala del Sole. Una densa colonna di fumo nero ha avvolto la zona, visibile anche a centinaia di metri di distanza, mentre le fiamme divoravano grossi tubi in plastica utilizzati da una ditta impegnata in alcuni lavori nell'area. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare il rogo e mettere in sicurezza tutta la zona. Momenti di forte preoccupazione tra residenti e automobilisti anche per il forte odore acre sprigionato dalla combustione della plastica. Alcuni cittadini sono scesi in strada richiamati dal fumo e dal bagliore delle fiamme che illuminava l'intera area del quartiere. L'area è stata transennata mentre sono partite subito le indagini per chiarire le cause dell'incendio. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Non viene esclusa alcuna ipotesi. Si dovrà accertare se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un gesto doloso. Sulla vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento. Restiamo proprio ad Agrigento dove ci sono nuovi disagi per la crisi idrica. Oggi mezza città senza acqua per un intervento di Sicilia Acqua e il serbatoio Forche. Intanto domani la manifestazione di protesta appunto dei cittadini. Via ai lavori per il piano da 50 milioni per rilanciare la zona industriale di Catania. Da metà giugno si aprono i primi cantieri per strade, sicurezza e decoro urbano. Roberta Lunghi.
Abbiamo una zona industriale che da un lato è una potenza di fuoco, dall'altro per la condizione che presentano le infrastrutture che dipendono dal comune è veramente un campo di battaglia. Da campo di battaglia a fiore all'occhiello. Sta per compiersi il passo strategico per il rilancio e la valorizzazione della zona industriale di Catania con il via ai cantieri per il rifacimento delle infrastrutture viarie e gli interventi ambientali che miglioreranno sicurezza, funzionalità e decoro dell'area. Tutto grazie al finanziamento di 50 milioni di euro erogato dalla Regione Siciliana tramite il Fondo per lo Sviluppo e Coesione. Per il presidente Renato Schifani, che ha voluto essere presente oggi a Catania, si tratta del mantenimento di un impegno preso. Stiamo mantenendo l'impegno nei confronti non solo della città ma anche del mondo produttivo di questa città, che è un polo industriale di grandissima eccellenza, e quindi sono momenti positivi che ho voluto condividere con il sindaco e col mondo confindustriale. Il piano prevede il rifacimento della rete viaria comunale, della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di guardrail e dissuasori, il ripristino dei marciapiedi esistenti e dei canali di scolo, lo scerbamento e la nuova sistemazione delle aree a verde per il miglioramento del decoro urbano. Articolato il cronoprogramma. Si tratta di 5 lotti, 3 dei quali possono partire immediatamente, già diremo quali strade saranno interessate dai lavori che partiranno a metà giugno e c'è già la predefinizione dei tempi per quanto riguarda tutte quante le strade. Il Comune di Catania è impegnato nel coordinamento, realizzazione e monitoraggio per garantire il successo dell'intervento, che per il presidente Schifani sarà un elemento che andrà a completare il puzzle, così ha detto, di una Catania che cresce. Adesso vi portiamo alla scoperta degli orti della Susanna, un grande polmone verde al centro di Catania che racchiude sciara, natura e memoria e che deve essere protetto come chiede un comitato di cittadini. Lorena Dolci. Quel puntino che volteggia lassù è una poiana e questi sono i resti del suo pasto, un povero colombo. No, non siamo in mezzo ai boschi dell'Etna, ma al centro di Catania, quartiere Cibali. Il territorio di caccia è questo polmone verde di 18 ettari, gli orti della Susanna. Qui, sin dalla fine dell'Ottocento, si coltivavano gli ortaggi grazie ad un sistema che distribuiva l'acqua di una falda sotterranea. Veniva l'acqua convogliata e raccolta nelle gebbie, che sono questi grandi contenitori rotondi, e poi veniva lasciata cadere proprio per gravità dentro le saie. Parte di questi orti era a terrazza, delimitata da questi muretti a secco, un'arte antica dichiarata patrimonio dell'umanità. Un ecosistema ricchissimo dal punto di vista naturalistico ma anche geologico. Una finestra stratigrafica che mette a contatto le lave più recenti, che sono quelle del 1669, con la base dell'Etna argillosa che affiora nel centro dell'area. E di questa colata lavica, di questa sciara, a Catania sono rimasti solo pezzettini isolati, e questa è una tra le zone più importanti perché sopra negli ultimi 300 anni c'è cresciuto un bosco in maniera totalmente naturale. Come la timpa di Leucadia, anche gli orti della Susanna sono andati a fuoco. Guardate, qui tutte le sterpaglie sono annerite, c'è stato un giorno e mezzo di lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Da tempo un comitato studia l'area e propone la difesa di questa oasi nel cemento che racchiude sciara, natura e memoria, come una cava di ghiara. Quando voi a Catania vedete quei classici palazzi con le facciate rossastre, quella è tutta la terra rossa a ghiara estratta sotto le colate laviche dell'Etna. Tra il progetto di un importante asse viario che dovrebbe attraversare questo snodo, cittadini, associazioni, università chiedono di realizzare invece un parco urbano. Chiediamo che questa area, questi orti, diventino un patrimonio pubblico. Il Comune di Catania ha già avanzato una proposta di acquisto ai proprietari, il consorzio Centro Direzionale Cibali, che da 40 milioni è sceso a 4. Caro carburante, Confindustria Sicilia presenta il dossier regionale. L'isola soffre più di tante altre regioni l'aumento dei prezzi. Marco Bullà. Dal caro carburanti al caro energia, la Sicilia e le sue imprese soffrono l'oscillazione dei prezzi. Confindustria Sicilia ha elaborato un documento di analisi dei dati e proposte sul caso Sicilia. Come incidono le tensioni internazionali sul prezzo che paghiamo quando facciamo rifornimento? Quali vie d'uscita per questa crisi senza precedenti? L'impatto che stanno avendo le aziende siciliane è maggiore rispetto a quello che avviene nel resto del paese per una carenza di infrastruttura. Si pensi
pensi che il 60% va su gomma, è il trasporto delle merci, quindi i costi di trasporto, di approvvigionamento sono molto più elevati rispetto a altre. In Sicilia si raffina il 40% dei prodotti petroliferi dell'intera Italia. E se aggiungiamo la Sardegna arriviamo al 65%. Eppure, nonostante questi dati, la Sicilia è paradossalmente tra le regioni che sta soffrendo di più la crisi energetica e di carburante. E allora Confindustria prova a tracciare delle possibili soluzioni. Le soluzioni da mettere in campo non c'è una bacchetta magica, qui bisogna prendere coscienza delle scelte che sono state fatte nel passato, in cui, pur avendo tanta ricchezza in termini di energia nella nostra regione, non sono state colte, per cui abbiamo una dipendenza del paese, quindi della Sicilia, dall'estero che non ci possiamo permettere, soprattutto le nostre imprese non si possono permettere. Una breve pausa, poi ci occupiamo di social e intelligenza artificiale. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, attraverso un'ordinanza ha imposto il temporaneo divieto di balneazione allo sbocco a mare del torrente Forcile alla Playa. Esiti analitici non conformi del campione di acque di balneazione prelevato dall'ASP il 25 maggio alla foce del torrente, si legge nell'ordinanza, presentano valori di enterococchi intestinali eccedenti i limiti consentiti. L'ASP procederà a nuove analisi fino ai parametri fino a che i parametri saranno rientrati. C'è un fenomeno social che sta facendo divertire e discutere al tempo stesso. La nuova influencer di quartiere Chantal, caricatura perfetta della società catanese su TikTok, in realtà è un esperimento di satira digitale realizzato da un siciliano con l'intelligenza artificiale. Sentiamo Eva Spampinato. Mancava la mammuriana fatta con l'intelligenza artificiale, mancava il disagio in IA. Lei è Chantal, tiktoker trash, influencer di quartiere, regina dei drammi familiari. Catanese doc, come il suo linguaggio. Il verbo fando è corretto, ok? È il nuovo fenomeno social del momento e le storie della sua colorata famiglia appassionano il web. A mio marito Kevin non ci piace il nome della nipotina in arrivo, la figlia di Sharon, mia nipotina Suellen Swarovski, che ci voglio mettere questo bellissimo nome. Ma è tutto frutto della fantasia di un giovane content creator siciliano e della magia dell'intelligenza artificiale. E per intervistare Chantal non potevamo che raggiungerla all'interno della sua casa, occupata abusivamente ovviamente. Lusso ostentato, divani dorati, arredamento in perfetto stile reggia neomelodica. Chantal è chiaramente una parodia, una caricatura estrema della provincia siciliana e della realtà veicolata da social come TikTok. Chantal è la caricatura di certi personaggi sui social che ostentano lusso pacchiano. Alcuni addirittura amano postare gli arresti dei propri cari e, come dicono loro, ingiustamente carcerate, come se fosse qualcosa di cui vantarsi. Il suo creator preferisce rimanere anonimo e rispondere con la voce della giovane nonna con l'outfit da fiction criminale, sperimentando anche le reazioni del pubblico che spesso non capisce che Chantal è finta. Gioia mia, c'è gente che crede che la terra è piatta e Chantal è il minimo. A volte poi la realtà supera la fantasia. Io invento una scena assurda e dopo 2 ore apro TikTok e ne vedo una vera ancora più assurda, va. Nata a giudicare per cui in gravidanza in piccola età. Magari io a diventare mamma quasi a 15 anni. Gioia mia, direi che l'hai fatto anche tardi. Uno specchio dolce, amaro e mammuriano della società siciliana su TikTok. Una breve pausa, poi ci occuperemo di sport con il Catania che ovviamente già pensa al futuro e quindi sono giornate di riflessione. Eccoci al calcio, in casa Catania dopo l'eliminazione dai play-off è tempo di riflessione. Il patron Pelligra è rimasto in città per gettare le basi della nuova stagione. Marco Carli.
L'Ascoli, in fin dei conti, ha dato al Catania lezioni di coraggio, precisa identità tattica, scelte adeguate, ruoli definiti, programmazione. Andrà in B o meno, questo patrimonio non si perderà, mentre degli ultimi 3 anni del Catania, tranne la casa, Torre del Grifo, resta poco, se non il gruppo di giocatori, la maggior parte dei quali sotto contratto. Se di qualcuno o di tanti ci si vorrà privare, visti i compensi da squadra top, si dovrà incidere ancora sulle casse. Sembrava la stagione giusta, poi dalla sconfitta col Sorrento è saltato tutto. Il tardivo cambio in panchina, e se la dirigenza parlasse potrebbe spiegare chi ha deciso di andare avanti. L'impossibilità dunque di arrivare all'allenatore che si voleva, Caserta, la scelta sbagliata di Viali, il ritorno a Toscano che, vicissitudine contrattuale a parte, sapeva di essere comunque al capolinea. Il frutto, un girone di ritorno orribile, con 28 punti contro i 42 dell'andata. I gol subiti che aumentano, la solita scarsa verve davanti. Si può discutere delle 2 punte, dell'assenza di un piano B a livello tattico, ma adesso le riflessioni devono essere altre. I dirigenti, se le cose non funzionano si deve partire da lì e decidere chi può essere funzionale e come, rispettando il proprio ruolo, senza ingerenze in altri campi. Troppo spesso si è verificato. Il direttore sportivo, al di là dei nomi, Stefanelli è stato contattato, varrà, non è la prima volta che viene a Catania, è necessaria chiarezza e margine di manovra. Si deciderà prima della partenza di Pelligra prevista per inizio giugno. Poi verrà l'allenatore, la squadra e si spera una direzione. Se dopo il ritorno fra i professionisti si fosse deciso di seguire una linea anche di attesa ma programmatica e fosse stata dichiarata chiaramente, adesso forse non ci si ritroverebbe a pensare di aver buttato 3 anni. È tutto, alla prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.